Abbiamo parlato dei furti in centro, abbiamo parlato insomma di questa vera e propria allarme lanciata dai commercianti. Ora ascoltiamo la loro viva voce in diretta con noi. Luca Serio, titolare del bar Il Dolce Caffè nel centro di Taranto, vittima purtroppo di uno di questi furti. Buongiorno Luca. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora Luca, 3 furti in 2 anni, l'ultimo proprio ieri notte, l'ennesimo danno, è una situazione che vi sta portando in qualche modo all'esasperazione? Beh sì, ultimamente in centro è diventato veramente difficile sia vivere che lavorare. Noi l'altra notte i ladri hanno provato ad entrare a mezzanotte, ma grazie all'antifurto siamo riusciti ad intervenire subito e sono scappati via. Poi alle 2:30 hanno riprovato e purtroppo non abbiamo fatto in tempo. Appena siamo arrivati avevano già compiuto il furto, che di per sé non è stato un grande furto, però il danno che hanno fatto per entrare è stato notevole, in quanto hanno distrutto la porta d'ingresso, diverse bottiglie. In questo periodo mi dicevi che insomma paradossalmente questa volta vi è pure andata meglio di quello che è successo un'altra volta. Sì, a marzo per entrare ci hanno totalmente distrutto 2 porte che abbiamo dovuto sostituire, in più hanno rotto il registratore di cassa e il touchscreen, che ha un costo consistente, sempre per rubare pochi spiccioli, perché alla fine di quello si tratta. Certo. Luca, da questo punto di vista avete chiesto aiuto, immagino, alle istituzioni. Che cosa vi aspettate? La cosa che ci aspettiamo è di avere un maggiore controllo la notte, perché già viviamo in una situazione particolare, in quanto le bollette dell'energia elettrica, come è ben noto a livello nazionale, sono arrivate alle stelle. Il potere d'acquisto della gente è diminuito a causa dell'inflazione, quindi noi già viviamo in una situazione molto particolare. Poi con questi episodi la situazione si aggrava e mette a rischio un po' tutto l'apparato. Quanta gente lavora da te, Luca? Io ho 6 dipendenti. Insomma, mantenerli anche con questi colpi diventa anche particolarmente pesante. C'è un appello che vuoi rivolgere magari attraverso i nostri microfoni alle istituzioni? L'appello che voglio rivolgere è quello di aumentare un po' l'utilizzo degli agenti di polizia, dei carabinieri, un po' tutte le forze dell'ordine, perché la notte in centro è un deserto, cioè nel senso questi personaggi che vanno girando, ragazzini, che poi alla fine si tratta di ragazzini magari anche di tossici, che per la ricerca di pochi spiccioli fanno dei danni assurdi, perché non è successo solo a me, è successo anche ad altri colleghi che purtroppo alcuni col tempo sono stati costretti a chiudere. Grazie Luca, facciamo nostro il tuo appello, cercheremo comunque di ascoltare anche le istituzioni nei prossimi giorni. Per adesso insomma rimettetevi in piedi e resistete, andiamo avanti tutti quanti. Grazie Luca Serio di Dolce Caffè, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.